Ora in onda la rassegna stampa. As the rain came down, I dropped to my knees and I prayed. I said, oh heavenly thing, please cleanse my soul. I've seen all I offer and I'm not impressed at all. I was halfway home, I was half insane, and every shop window I looked in just looked the same. I said, now send me a sign to save my life, cause at this moment in time there's nothing certain in these days of mine. It's a funny thing when it comes up on you, that I know as much as the day I was born. Though I was lost, I might as well stay. I promise myself each and every day, when knocks on your back and your life's up, but when you're down on the bottom, there's nothing else but to shout to the top. Well, we're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top. Yeah, we're gonna shout to the top. It's a funny thing when it dawns up on you, that I know as much as the day I was born. But I wasn't lost, I might as well stay. I promise myself each and every day, I'm gonna shout to the top, shout. We're 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 gonna shout to the top, shout. So when you shout on your back and your life's up, and when you're down on the bottom, you shout the rest, but shout to the top, shout. Oh, we're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. And when you shout on your back and your life's up, and when you're down on the bottom, you shout the rest, but shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. Ed erano gli Style Council con Shout to the Top del 1984. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 12 di agosto dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la rassegna. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, soprattutto in estate. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Auto da Fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che sto supplendo io fino al 29 di agosto, videopillole e molta altra bella robina ancora. Va bene, ma noi cominciamo subito. Voglio salutare il nostro Francesco in regia, augurargli buon lavoro, ringraziarlo come sempre per il suo contributo insieme a tutti i registi di questa radio, e vi ricordo come sempre le nostre coordinate. Oggi vi do solo la zappa perché
il telefono lo apriremo dopo le 9:30 con Claudio Borghi Aquilini per Scuola di Magia. Di conseguenza 0292947222 dopo le 9:30. Noi invece prendiamo le vostre zap o WhatsApp più che volentieri al 340 670 9659. Benissimo, andiamo proprio di fretta, cominciamo subito quindi e partiamo dalle agenzie. Ecco a voi l'ANSA, l'Ucraina, leader UE, la pace non può essere decisa senza Kiev. La dichiarazione è stata concordata dai Paesi membri, tranne l'Ungheria. Ancora il Medio Oriente, uccisi 6 tra reporter e operatori di Al Jazeera a Gaza, Tajani attacchi inaccettabili, peccato però che uno di questi fosse un amicone di Sinwar, il leader di Hamas. L'intossicazione, morti per botulino in Calabria, gli indagati salgono a 10, più cibi contaminati. Di questo parleremo in Capitaneria di Porto, faremo il punto della situazione con la collega Mirella Molinaro della Verità. I dati Istat a luglio l'inflazione all'1,7%, più cari cibo e spiagge. Estate sale l'allerta caldo, 16 bollini rossi prima di Ferragosto, mercoledì top bollini rossi, AFE e temperature oltre i 40 gradi. Inoltre gli USA, Trump schiera la Guardia Nazionale a Washington e peggio di Baghdad e Bogotà, se serve mando anche l'esercito, lo può fare in base a una legge del 1973, malumori in casa Dem è un modo per punire noi altri che siamo dell'altra parrocchia, amministriamo Washington DC. L'ADN Kronos purtroppo apre con una brutta notizia. Ieri era stata fatta una catena umana in mare per cercare di trovare questo bambino di 6 anni che si era disperso in mare. Ecco, purtroppo è stato ritrovato morto. Il corpo del piccolo rinvenuto nella notte. A denunciarne la scomparsa in località Cavallino Treporti ieri era stata la madre. Ancora l'attacco in Ucraina, i leader dell'UE, il percorso di pace non può essere deciso senza Kiev, la dichiarazione congiunta dopo la conferma da parte di Trump che Zelensky non sarà invitato al vertice di venerdì in Alaska con Putin, l'Ungheria non si associa. Yannick Sinner agli ottavi di Cincinnati, un momentino che scappa la pagina, dov'è? Eccolo qui, Sinner agli ottavi di Cincinnati, Diallo battuto in 2-7, Sonego out. I dazi, Trump firmato l'estensione della tregua con la Cina per altri 90 giorni, tutti gli altri elementi dell'accordo resteranno gli stessi, ha scritto il presidente americano su Truth Social, dietro front sull'oro, nessuna tariffa. L'Italia nella morsa del caldo, sale l'allerta AFA, oggi 11 bollini rossi, mercoledì 13 di agosto sarà la giornata di maggiore allerta con ben 16 città roventi. Le regionali, caos calmo nel centrodestra, stand-by sulle elezioni, c'è Tosi che parla col Corriere della Sera e dice che la Lega non può farsi tante illusioni, non è che può pretendere il Veneto di default, quindi come vedete c'è molta carne al fuoco anche qui. Gaza, Israele lancia una nuova fase dei combattimenti, italiani siamo aperti al riconoscimento della Palestina. Garlasco, la madre esempio, non ha ammazzato Chiara, lo vogliono incastrare. E poi andiamo a vedere anche l'AGI, risaliamo, eccolo qui, l'AGI che dovrebbe riuscire a caricarsi, ma non abbiamo tempo e ci scusiamo coi colleghi. La BBC apre con i nordcoreani che dicono all'emittente inglese che vengono mandati a lavorare come schiavi in Russia. Più di 50.000 nordcoreani saranno inviati a lavorare in Russia dal momento che la guerra in Ucraina prosciuga le liste del collocamento. Di spalla, ora c'è la smentita ufficiale, la BBC diceva che Zelensky avrebbe ancora potuto seguire o partecipare all'incontro Trump-Putin, ma il resto dell'Europa è certamente tagliato fuori. E poi, per chi ama il genere, Taylor Swift annuncia il suo 12° album in studio. Che fortuna, con la C maiuscola. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani. Segnatamente cominciamo da Avvenire, il quotidianone dei vescovi. Ecco che si carica.
sento ogni tanto come Beppe Grillo quando faceva l'imitazione di Giannini a al 90° minuto. Arrivano le immagini e ora arrivano codeste benedette immagini. Stiamo anche aspettando che arrivi Avvenire, vediamo se ce la facciamo. Così vi diamo anche la prima pagina di Avvenire, ma mi pare che stamattina la connessione non abbia molta voglia di lavorare, ahimè. Cerchiamo un momento di avere questa benedetta prima pagina di Avvenire. Torniamo indietro. Questi sono, gli inglesi li chiamano problemi del primo mondo. Ecco, vediamo se si risveglia un po' stamattina. Buon caffè, apparecchio. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Sì, forse ce la fa. Vediamo, dovremmo farcela entrare finalmente sulla pagina di Avvenire. No, non ci riusciamo. Va bene. Dai, fatti coraggio. Oh, ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Il fatto, il nodo dello scambio di territori, il presidente USA militarizza Washington schierando la Guardia Civile. Prima o dopo, chissà, l'Ucraina potrà parlare. Trump esclude Zelensky dal vertice in Alaska. Poi forse ci vedremo, incontrerà Putin. Gaza, fotonotizia, centropagina. Eccoli qui. Uccisi 6 giornalisti, c'era un terrorista, raid di Israele contro Al-Sharif e Al Jazeera. Di spalla la giornata ricerca di Open Police, cresce il volontariato e l'interesse alla politica. Sorpresa, ora i giovani sono più impegnati e consapevoli. La proposta di Tremonti, niente tasse sulle donazioni per il bene comune. Ancora il garante dei detenuti, in 7 mesi 46 suicidi, la metà scontava. Pene brevi, la stretta dell'Agcom, imparzialità, obiettività, nuove regole per gli influencer. Corriere della Sera, leggendario Corrierone, Alaska, vertice senza Zelensky, Trump, il leader di Kiev non è invitato, a Putin dirò basta guerra. Il presidente ucraino, le concessioni non fermeranno lo zar, la strage dei reporter a Gaza, Israele, tra loro un capo di Hamas, prete italiano fermato a Tel Aviv. Di spalla, anche in Russia ora si evoca la fine possibile. Parla Richard Haas, diplomatico di carriera, gravi ricadute se si cedono i territori. La nuova sfida poi del tycoon, eccolo qua, Trump che ammonisce severo, Washington militarizzata. Di spalla, a Milano la vettura era stata rubata, travolta e uccisa da un'auto pirata, caccia a 4 ragazzini. Sardegna, i genitori riposavano, si allontana da casa, muore a 4 anni nell'abitacolo al sole. Fotonotizie centropagina, Forte dei Marmi, Vannis Marchi, 77 anni, illeso grazie alla lucidità, precipita con l'ultraleggero, salvo il fondatore di Liujo. Mio padre fu lasciato solo e tradito, Silvia Calipari era il mio eroe, lo Stato poteva fare di più, difficile fare di meno. Il Fatto Quotidiano, eurosabotatori, prevertice con l'Ucraino contro USA e Russia, chi fa la guerra alla pace, Trump no a Zelensky, sono contrariato da lui, in Alaska vedo solo Putin, poi sento tutti. Sul palco alla Spezia, zero fa pace con Loredana, dopo 10 anni, siamo commossi, favorevoli e contrari, il 6 condotte e la riparazione, linee guida e limiti. Il Giornale, eccoci qua, verso il vertice in Alaska, Trump, le condizioni a Putin e Zelensky, il presidente allo zar, non faccia il furbo, Kiev non ci sarà. E poi chiama la Meloni. Fotonotizia, centropagina, lo vedete sorridente alla versiliana, il leader leghista, fisco, regionali e banche, le proposte di Salvini. I veri numeri poi smentiscono le fake news sulle spiagge deserte, l'opposizione denuncia il crollo del turismo, ma nel 2025 c'è un boom di arrivi. La strumentalizzazione, secondo Filippo Facci, vogliono dipingerci più poveri e volgari. I cronisti uccisi a Gaza, Fiamma Nierenstein, non solo reporter di Al Jazeera, uno era il comandante di una cellula di Hamas. Le conseguenze, scrive Gian Michelessino, un errore che peserà nel dialogo con gli arabi. Milano al volante di un'auto rubata, investita e uccisa, 4 ragazzini in fuga. E poi l'iniziativa di un'azienda a Mammola, alla Sagra dello Stocco in Calabria. Mammola è la capitale mondiale dello stocco, provincia di Reggio Calabria, l'assurda polemica sul cachet di Fedez e la Sagra dello Stoccafisso. Il Tempo, eccolo qui, le relazioni pellicolose. Questo è un signor titolo, signori. Ve lo ripeto, le relazioni pellicolose. Straordinario.
La sinistra nasconde i legami con l'uomo di Hamas che piangeva Sinwar, martire della resistenza, quel filo rosso che lega Hannun alla moschea di Milano. La denuncia di Silvia Sardone, chiudetela. Di spalla, ma quale giornalista? Quello era un soldato, solo in Europa fingono di non capire. L'intervista a Bandecchi, la sinistra alla frutta, vanno con gli islamici solo per raccattare voti. Filo Hamas alla Camera, ci pensi la magistratura. A Palazzo Chigi da 1025 giorni, Meloni supera Renzi, vede Silvio, è il quarto governo più longevo, noto, piace perché offre stabilità. Scusate un attimo, il treno dei desideri, aperta la nuova stazione della Metro Mare prevista dal 2002, Ghera, promessa mantenuta. A Cilia, dopo 23 anni, arriva la fermata, non c'è il ponte, il web esplode. Orrore a Villa Pamphili, l'autopsia conferma che anche Anastasia fu strangolata da Kaufman. Ve lo ricorderete, il finto pseudo-regista americano che ha ammazzato la compagna e la figlia di 5 mesi, Anastasia. Oddio mio, che storia orribile, veramente. Lo schiaffo, Trump al vertice in Alaska, solo Putin, Zelensky e l'Europa restano a casa. E poi il tempo di Osho, Greta la marinara ci riprova, sale su un'altra nave per Gaza, c'è Greta con questa Kefia palestinese, c'è una tizia che si gira verso di lei e le chiede: ma del Kriman te ne frega più un cazzo? Date una medaglia a quest'uomo immenso, Osho. La Repubblica, Trump, lo stop a Zelensky. Il presidente ucraino non sarà in Alaska, ma a Putin dirò di fermarsi verso lo scambio di territori. Kiev, concessioni a Mosca non portano alla pace. L'UE no a diktat e domani colloqui con gli USA. Washington come Bogotà, la città in mano all'esercito. E poi Luigi Manconi, Anas e altri 5 reporter uccisi da Israele a Gaza. Il giornalista, eccolo qua, di Al Jazeera, Anas al-Sharif, ucciso volutamente da Israele con 5 colleghi della sua truppa a Gaza City. Peccato fosse comandante di una cellula di Hamas. Autopirata travolge donna a Milano, caccia 4 giovanissimi in fuga. E poi su questa storia delle spiagge, se sono piene o se sono vuote, i giornali s'accapigliano. Repubblica dice che dagli aerei ai lidi l'Istat certifica la stangata estiva. Venezia, scompare bimbo in spiaggia, una catena umana lo cerca in mare. Purtroppo abbiamo avuto stamattina la scoperta drammatica da parte dell'ADN Kronos, che conferma che nella notte è stato rinvenuto morto. La Stampa, pace, Trump esclude Zelensky, la premier ad Abu Mazen, Gaza, situazione inaccettabile, Tajani aperti a riconoscere la Palestina, ma frena sulle sanzioni. In Alaska verrà solo Putin, ci sarà scambio di territori. Bruxelles si ricompatta, niente diktat. Fotonotizie a centropagina, ancora lui. Scontro dopo l'uccisione del reporter al-Sharif e di suoi 5 colleghi. Israele era di Hamas, la strage dei testimoni. Di spalla l'inchiesta, bagnini animatori, ragazzi in rivolta, basta con le paghe da 3 euro l'ora. La Verità, desecretate altre deposizioni in commissione Covid, il membro del CTS, in pandemia colleghi più in TV che al lavoro. Urbani e Dionisio raccontano tutta l'impreparazione e il pressappochismo che hanno contraddistinto l'azione contro la pandemia di Conte, che si affidava a una piccola fondazione trentina guidata da un matematico. Fotonotizie a centropagina, guardatelo nel suo splendore. Casarini torna in mare a caccia di migranti, ma stavolta senza la benedizione del Papa. La musica è un po' cambiata. Domani appunto ci sarà in vendita con Verità e Panorama il libro Il campo dei santi, scritto dall'esploratore francese Jean Raspail, uscito nel 73. Belpietro presente, il libro che ha smascherato i fiancheggiatori dell'invasione. Guardate, non è per fare pubblicità alla Verità, a me Belpietro soldi non ne dà, per cui sto parlando tranquillamente, senza alcun condizionamento. Se avete possibilità, domani pigliatevi la Verità o Panorama con Il campo dei santi e leggete questo libro. Vi invito caldamente a leggere questo libro, poi non è nemmeno tanto lungo. Però leggetelo e voi troverete nel 1973 il ritratto di un certo mondo che esiste nel XXI secolo, ma non vi spoilerò niente. Come nasce la favola degli ombrelloni chiusi, offensiva politico-giornalistica coordinata per accusare la Meloni di impoverire gli italiani e i balneari di taglieggiarli.
ma il lieve calo di presenze sulle spiagge abbondantemente compensato dalle altre località, scrive Fabio Dragoni. Le carte dei PM sul caso Al-Masri, Fabio Mendolare, il procuratore Lovoi, Mantovano, lo strano intreccio dei voli di Stato. Maurizio Caverzani, i progressisti odiano il progresso, i no al ponte sullo stretto sono tutti ottime ragioni per farlo, e poi la canea sul NITAG col circoletto di medici sparabufale che detta legge Francesco Borgonovo. Libero, l'economia balneare del PD, Falce e Secchiello. Elli cavalcava il caso delle spiagge vuote, colpa del governo, la gente l'ha capito, ma i dati la smentiscono, il turismo è in crescita del 7,7%. In arrivo il bonus Giorgetti, guadagni fino a 6.900 euro all'anno, pensioni, più soldi a chi resta al lavoro. Ancora all'interno, via l'intitolazione della scuola, ne abbiamo parlato già ieri, i compagni ce l'hanno pure con Miglio. L'eroina vittima delle marocchinate si fece stuprare per salvare le altre. Ecco, i francesi non ci hanno mai chiesto scusa per tutto questo. Questo con buona pace di chi dice che le marocchinate sono state solo oggetto di romanzo, roba buona per Alberto Moravia per raccontarla nella ciociara. Ecco un altro libro molto interessante da leggere, se potete. Andiamo a vedere adesso Italia Oggi, riscossione, boom di dilazioni, oltre 2 milioni di istanze presentate per un valore di 30 miliardi di euro rispetto a 1,4 milioni del 2023. Dimezzate anche le revoche, 736 mila nel 24 contro 1,37 milioni nel 23. Poi Fosca Bincher a pagina 9, Veronica Lario alluvionata a Milano 2 nel 2024, già subito danni per 2,349 milioni di euro. Roberto Giardina dalla Germania, i deputati CDU, CSU in rivolta contro Merz per la sospensione degli aiuti militari a Israele. Ancora, l'intelligenza artificiale entra a scuola, guida pratica all'uso dell'intelligenza artificiale nella didattica, le migliori pratiche e i vincoli normativi. Alessandra Ricciardi a pagina 29. Nel 2024 i ricavi di Netflix Italia salgono a quota 741,1 milioni, più 12%, Claudio Plazzotta a pagina 15. E poi a pagina 20 il 43% del totale sono le piccole e medie imprese, il principale oggetto d'accertamento da parte delle agenzie delle entrate nel 24. Il diritto e rovescio dell'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, eccoci qua. I confini internazionali non possono essere cambiati con la forza, sacrosanto. Porre fine alla guerra d'aggressione scatenata dalla Russia e raggiungere una pace giusta e duratura. Chi non sarebbe d'accordo? Lo afferma il documento firmato dai leader europei in vista dell'incontro tra Trump e Putin del 15 agosto in Alaska. I russi hanno risposto con l'irrisione e l'insulto, un altro volantino nazista, Zakharova. Gli europei vogliono ostacolare gli sforzi degli USA per la pace, sono degli imbecilli, Medvedev. La soluzione proposta dai russi? Il cessate il fuoco sotterrebbe se si interrompessero le forniture di armi ai terroristi di Kiev. In altri termini, se si lasciasse via libera ai loro carri armati. L'Europa s'appella alle ragioni del diritto, Mosca a quelle della forza, eppure non manca chi, anche da noi, sta dalla loro parte. Parole sante. Adesso noi andiamo direttamente. Ecco, vi volevo dare a proposito di Russia, i nordcoreani che dicono alla BBC che vengono mandati a lavorare come degli schiavi in Russia. Migliaia di nordcoreani vengono mandati a lavorare in condizioni degne degli schiavi in Russia per riempire un'ampia carenza di lavoratori esacerbata dalla attuale invasione russa dell'Ucraina. Questo è quello che la BBC ha appreso. Mosca si è più volte rivolta a Pyongyang per farsi aiutare a combattere la guerra usando i suoi missili, proiettili d'artiglieria e soldati. Adesso con molti uomini, con molti russi sia uccisi oppure fatti prigionieri nel corso dei combattimenti o che sono scappati dal paese, i funzionari dell'intelligence sudcoreana hanno detto alla BBC che Mosca sta sempre più affidandosi ai lavoratori nordcoreani. Abbiamo intervistato 6 operai nordcoreani che sono scappati dalla Russia dall'inizio della guerra insieme a dei funzionari del governo, ricercatori e quelli che cercano di aiutare e salvare i lavoratori. Loro ci hanno informato in maniera molto dettagliata su come gli uomini vengono soggetti a condizioni di lavoro
infernali e come le autorità nordcoreane stanno rafforzando il loro controllo sugli operai per impedire loro di scappare. Uno dei lavoratori, Jin, ha detto alla BBC che quando è arrivato nell'estremo oriente russo è stato preso in consegna e guidato dall'aeroporto fino a un posto di costruzioni, cioè un cantiere edile, da parte di un agente dei servizi segreti nordcoreani, il quale gli ha ordinato di non parlare a nessuno o di guardare in giro. Il mondo esterno è il nostro nemico, gli ha detto l'agente. È stato messo immediatamente a lavorare, a costruire dei condomini di lusso per oltre 18 ore al giorno, ha detto. Tutti e 6 gli operai con cui la BBC ha parlato hanno descritto la stessa settimana di lavoro punitiva. Ci si alza alle 6 del mattino, si viene costretti a costruire degli appartamenti fino alle 2 del pomeriggio, fino alle 2 del mattino del giorno dopo. Quindi questi dormono soltanto 4 ore per notte, con solo 2 giorni di ferie all'anno. Abbiamo cambiato i loro nomi per proteggerli. Alzarsi, risvegliarsi è terrificante, realizzare e comprendere che devi ripetere lo stesso giorno, lo devi rivivere ancora una volta. Dice un altro operaio edile, Tae, che è riuscito a scappare dalla Russia l'anno scorso. Tae ha ricordato come le sue mani si sarebbero distrutte nel corso della mattina, rendendosi incapaci di aprirsi, paralizzate dalla quantità di lavoro del giorno precedente. Alcune persone avrebbero lasciato il loro posto di lavoro per provare a dormire durante il giorno, addirittura si sarebbero addormentate mentre stavano in piedi, ma i supervisori li avrebbero trovati e pestati. È stato veramente come se stessimo morendo, ha detto un altro dei lavoratori, Chan. Le condizioni sono davvero infernali, dice Kang Dong-wan, professore dell'Università Dong-a della Corea del Sud, che è andato in Russia più volte per intervistare gli operai nordcoreani. Gli operai sono esposti a condizioni molto pericolose. Di notte le luci vengono spente e lavorano nel buio, con poco equipaggiamento di sicurezza. Complimenti, complimenti vivissimi. Un'altra grande conquista di civiltà russa. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, che ora si è fatta alle 8:58, e andiamo su Il Giornale perché parliamo di Salvini alla Versiliana. Salvini, sapete che è stato gradito ospite alla Versiliana, andiamo a pagina 9, eccolo qui, dove ha squadernato le sue ricette su banche, tasse e voto. Il vice premier, scrive il giornale, insiste su flat tax e pace fiscale, lancia Tomasi in Toscana. Cosa dice Salvini? A dirigere l'incontro dal titolo Infrastrutture, mobilità e futuro il direttore di Il Giornale Alessandro Sallusti. L'apertura è una riflessione sulla crisi che sta colpendo il ceto medio in quest'estate italiana. Il segretario sembra avere le idee chiare su quando rientrerà a Roma. È sul potere d'acquisto che dobbiamo lavorare. 2 strumenti, pace fiscale, tetto della flat tax, della tassa fissa del 15% estesa dagli 85.000 ai 100.000 euro per dare ossigeno al ceto medio. E poi risolvere un'urgenza per gli imprenditori, tagliando tutta la burocrazia possibile, cambiare il codice degli appalti, portare sui territori quello che oggi è centralizzato. Quindi Sallusti sposta il focus sugli utili delle banche, che nel 24 hanno toccato i 46 miliardi di euro, un tema che aveva creato forte tensione tra Forza Italia e Lega. Stimo molto il collega Antonio Tajani, dice Salvini, ma c'è da capire se questi risultati sono frutto degli interessi al 5, 6, 7% sui soldi prestati agli italiani. Penso comunque, il ragionamento del leader leghista, che una parte di quei miliardi, e questo come Lega lo porteremo in legge di bilancio, non te la tasso, ma sono sicuro che spontaneamente rimetterai nel circolo dell'economia a favore delle imprese una parte di quegli utili che ti sei portato a casa senza muovere un dito. Inevitabile il richiamo al tema degli ultimi mesi, il ponte sullo Stretto, una delle più grandi opere del secolo, un simbolo dell'Italia che crede nell'impresa, nel progresso e nei giovani, e l'Italia che dice no a tutto. E precisa ancora Salvini, sarà anche la più grande operazione antimafia di questo secolo, perché dove c'è lavoro c'è futuro e non c'è mafia. Dopodiché attacca il segretario della CGIL Maurizio Landini. Dice no ai tanti posti di lavoro che stiamo creando e alla sinistra che, come ai tempi dell'autostrada del sole, si schiera dalla parte sbagliata solo perché il ministro sono io. Da segretario di un partito ideato da Umberto Bossi e Gianfranco Miglio,
Il direttore Sallusti richiama il caso della rimozione del nome dell'ideologo della Lega in una scuola di Adro. Salvini non esita, un atto ignorante e vigliacco. Mi vergogno di quel sindaco, pensi a tappare le buche. Infine, Salvini dà il via libera alla candidatura di Alessandro Tomasi per la corsa a governatore del centrodestra in Toscana. È un bravo sindaco di Pistoia, sarebbe un ottimo governatore e rassicura il popolo della destra italiana. Siamo diversi, ma uniti e animati dallo stesso spirito di servizio di chi ci vota e stima. La platea applaude e il direttore lo chiama in causa sulla politica estera. Salvini si dice realista e fiducioso dello storico summit tra Trump e Putin e invita le cancellerie europee, nel caso in cui il presidente USA riesca a porre fine al conflitto, a riconoscergli il Nobel per la pace. Purtroppo, dice Salvini, tutti fanno gli interessi dei propri paesi, mentre Ursula pensa ai tappi delle bottigliette. Ma l'altra grande preoccupazione è il Medio Oriente, dove la formula due popoli e due stati è l'unica soluzione possibile senza la presenza di Hamas. Le 9, 2 minuti e 30 secondi, pausa e ci sentiamo Casey and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman del 76, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. I'm your boogeyman, that's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight. It's never too soon to wanna please you, to wanna keep you, to wanna do it all for you. I wanna be your brother, boy. I wanna be the one you love most of all. Oh yeah. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I'll do what you want. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I'll do what you want. I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight. Oh, it's never too soon. Don't wanna take you, don't wanna hold you. I wanna give my all to you. And I want you to completely understand where I'm at and where I am. Oh yeah. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I do what you want. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I do what you want. I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight. Oh, it's
Sunshine Band, I'm Your Boogeyman 1976, sono io il vostro Boogeyman, lo sapete, alle 9, 6 minuti e 47 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. A proposito della maretta sul Veneto, pagina 12 del Corriere della Sera, eccolo qui, Flavio Tosi, il Veneto alla Lega, non c'è alcuna logica, è Fratelli d'Italia ad averne diritto. Tosi sono i più votati e non hanno regioni al nord. Circolano già dei nomi e lui dice: se per quello da Forza Italia Antonio Tajani ha proposto il mio nome, poi però bisogna vedere il più indicato. Io, pur essendo di Forza Italia, riconosco pienamente il diritto di Fratelli d'Italia a indicare il candidato. Non ha un governatore in tutto il nord, il suo miglior risultato nazionale lo ottiene proprio qui. Insomma, se uno deve dire chi ha più titolo, a me pare chiaro. Non c'è una specificità veneta di cui tenere conto? Non lo so. So che prima di Luca Zaia c'era Galan di Forza Italia e prima ancora la DC. Lo stesso vale per la Lombardia e il Piemonte. Prima della Lega c'era Forza Italia. Insomma, governa chi ha i numeri? A me sembra ovvio. Nessuno ha diritti particolari rispetto a una base del territorio. Da una parte del territorio ci si basa sui risultati, mi pare normale. E pensi anche agli abitanti amministrati. Oggi la Lega guida Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, provincia di Trento, circa 17 milioni di abitanti. Noi che oggi abbiamo più voti della Lega guidiamo la Sicilia, la Basilicata, Calabria e Piemonte, che rappresentano molti meno cittadini. Per Fratelli d'Italia il gap è clamoroso, controlla Lazio, Abruzzo, Marche, meno di 8 milioni di amministrati. Fu Silvio Berlusconi a riconoscere a Bossi Lombardia e Veneto. Giorgia Meloni, la federatrice, non potrebbe seguire una strada del genere. Certo, però ci deve essere un criterio che valga per questa elezione e per la prossima, anche per rispetto nei confronti degli elettori. Il suo pronostico, a rigor di logica, gliel'ho detto. In Veneto Fratelli d'Italia è primo partito nella sua prima regione per consenso. Possono esserci altre ipotesi, certo, ma è chiaro che Fratelli d'Italia vorrà la guida in Lombardia. Da qualche parte una compensazione deve pure esserci, anche se nel 2028. Quindi a voi il commento, se volete, Tosi candidato oppure no. Un attimo, perché dobbiamo dire un'altra cosetta. Andiamo a vedere adesso, chiusa questa pagina, andiamo a vedere ora la questione ucraina, pagina 2-4. Lo sapete, Putin incontrerà solo Trump, poi Trump apre alle richieste UE, il presidente USA, siamo sul Corriere, sentirò subito dopo Zelensky, cercheremo di riprendere alcuni territori. La corsa del leader, la corsa di Kiev per convincere alleati e neutrali, no a concessioni per chi uccide. Però ecco, il fatto è che un piano per la fine, per la prima volta in Russia si evoca il termine del conflitto, le TV preparano il terreno, un segnale politico, contano sia il messaggio che il messaggero. Adesso un servizio sul piano per la fine dell'operazione militare speciale. Domenica sera i telespettatori di Vesti Niedeli, le notizie della settimana, hanno fatto un sobbalzo sul loro divano. Il più importante programma di approfondimento di tutta l'informazione russa dedicava il servizio principale alla possibile fine del conflitto. A presentare il rotocalco, che non ha guida fissa, c'era poi Yevgeny Popov, conduttore in pianta stabile del programma quotidiano molto popolare 60 minuti, ma soprattutto deputato di Russia Unita, il partito del presidente. Una specie di sigillo, quindi, che non è sfuggito a un osservatore di peso come Sergei Markov, ex consigliere di Putin per la politica estera, analista di un certo acume, ma anche megafono in patria del Cremlino, dove è ancora ben introdotto. Questo è in realtà un chiaro segnale per l'intera macchina mediatica russa, scritto su Telegram, aggiungendo che titolo e scelta dell'annunciatore, sicuramente ponderati e concordati con chi di dovere, non sono certo casuali. Con qualche dose di circospezione in più, altre testate, tra le quali Gazeta.ru e il tabloid popolare Mosca della Sera, hanno fatto capolino con un titolo che suggerisce la possibilità di una svolta. Si discute di fine della guerra, non di pace, che sono due cose diverse.
Ma questa volta almeno se ne parla ed è una novità assoluta. La linea generale appare chiara, non è un'inversione di tendenza, però questa volta può esserci uno stop, ma alle nostre condizioni, titola un editoriale anonimo dell'agenzia di Stato Ria Novosti. E nella sua ambiguità può essere una sintesi dell'attuale situazione. Mentre tutto questo accade, c'è stata questa telefonata tra la Meloni e Donald Trump, spinta per una strategia comune. Il nostro governo è comunque allineato all'UE, punta un ruolo centrale per l'Europa dopo la pace. E Marta Serafini scrive a pagina 4: maschio, biondo, calmo, nel catalogo dei russi i filtri della vergogna per adottare i bimbi rapiti. Kiev negoziato legato al loro ritorno, il no di Mosca. La settimana scorsa la ONG Save Ukraine ha denunciato l'esistenza di un database russo che offre agli aspiranti genitori adottivi russi la possibilità di scegliere tra 294 bambini rapiti nella regione del Lugansk, filtrandoli per età, sesso, colore degli occhi e capelli. E tanti a Kiev hanno commentato disperati: basta andare su quel sito per vedere quali sono i nostri figli rapiti, non c'è bisogno di fare le liste. In questi 3 anni e mezzo di guerra, l'Ucraina ha confermato la deportazione di oltre 19.500 minori da parte della Russia, ma c'è chi teme che la cifra reale sia più alta. Solo circa 1.350 di loro sono stati rimpatriati, in alcuni casi grazie alle mediazioni di stati terzi, in particolare Qatar, Sudafrica, Vaticano, ma a volte anche grazie al lavoro di realtà come Save Ukraine e singoli attori che si adoperano per mettere fine a questa pratica che ricorda gli orrori della dittatura argentina o di quella nazista. Lo Humanitarian Research Lab dell'Università di Yale, lo stesso a cui il presidente Trump ha tagliato i fondi, ha stimato che il numero dei bambini ucraini deportati sia più vicino a 35.000 e ha contribuito a individuare la localizzazione di decine di loro. ONG come Save Ukraine, in collaborazione con l'autorità e l'intelligence ucraina, grazie al sostegno di privati cittadini, sono riuscite ad avviare vere e proprie operazioni di esfiltrazione, nonostante riportare a casa ragazzini e bambini mentre intorno piovono bombe e ciascuno pensa per sé, non solo è difficile, ma è anche estremamente costoso e rischioso. Mosca dal canto suo, evocando la cifra di 700.000 minorenni spostati alle zone di guerra, rende l'idea di come il presidente Putin abbia fatto della politica di incremento demografico e russificazione dei territori occupati vera e propria bandiera e perno della sua strategia imperialista. È appena il caso di dire, questo lo diciamo per le anime belle che parlano di genocidio a Gaza, la Convenzione ONU sul genocidio mette tra le cause che permettono di incriminare qualcuno per genocidio la deportazione dei bambini. Allora, andiamo avanti con il fatto, no, andiamo su Il Tempo, chiudiamo la parte dedicata all'Ucraina, apriamo la parte dedicata all'Islam e in particolare, ecco qua, Il Tempo con molto coraggio sta raccontando degli amici a sinistra, gli amici di Hamas, che è la sinistra coccola. Hanun piangeva Sinwar, martire della resistenza, l'architetto di Hamas commemorava il capo dell'organizzazione terroristica, è stata ingiustamente stroncata una vita equivale a quella di qualsiasi bimbo. Un assassino come Sinwar, signori. Dopo il video esclusivo di Mohammed Hanun in cui negava il 7 ottobre, ecco che spuntano le parole inedite pronunciate nel 24 da costui in una celebrazione del terrorista Sinwar. Durante quello che doveva essere un normale sabato pomeriggio in piazza Oberdan a Milano, scrive la coraggiosa Giulia Sorrentino. Prima un minuto di silenzio per il genocidio in atto e le vittime dell'aggressione sionista alla presenza di circa 1.000 persone, in gran parte d'origine araba. Poi l'elogio nei confronti della vita di Yahya Sinwar, capo dell'ufficio politico di Hamas, mente dell'attacco del 7 ottobre, leader riconosciuto di Hamas. È stata ingiustamente stroncata la vita di Sinwar, secondo Hanun, e la sua eliminazione equivale a quella di una qualsiasi donna o qualsiasi bambino della terra di Palestina. La liberazione è il nucleo strategico di Hamas e riguarda la Palestina dal Mar Mediterraneo al fiume Giordano. Era questo uno dei suoi proclami più noti, una frase che incarna la chiamata alla distruzione di Israele e soprattutto alla cacciata degli ebrei. Ma per Hanun si tratta di un martire della resistenza palestinese. I leader portano avanti le lotte del popolo, per questo non devono nascondersi ma stare con la propria gente fino alla vittoria. Frasi violente che si accompagnano a quelle dei manifestanti che urlavano quando i coltelli passano dalla parte del popolo
I governi tremano, Stato sionista, Stato terrorista, ebrei fascisti e se nulla cambierà, intifada pure qua. E ogni volta che pronunciavano la parola Israele partivano fischi e urla di vergogna. Perché sì, il fondamentalismo islamico porta sempre con sé una fervente quota di antisemitismo, perché chi considera Hamas come la resistenza vuol togliere a Israele il diritto di esistere e vuole cancellare dalla cartina geografica un popolo e Hamas vuole dominare in toto. Hannun infatti è l'uomo ritenuto vicino ad Hamas di cui ci stiamo occupando nella nostra inchiesta, con cui si sono fatti fotografare Marco Furfaro e Laura Boldrini del PD, nonché Nicola Fratoianni, numero 1 di Alleanza Verdi e Sinistra, colui che nel video del 13 ottobre del 23, 5 giorni dopo l'eccidio del 7 ottobre, ha usato queste parole. Abbiamo visto l'atteggiamento del nostro governo italiano, europeo, americano e di alcuni paesi arabi che si sono schierati a favore di Israele, che si mettono a piangere addirittura per le vittime. Addirittura hanno raccontato una falsità per paragonare Hamas all'ISIS. L'ISIS ha decapitato le teste di innocenti bambini, anzi anziani e donne. E lo stesso sta facendo Hamas a Gaza? No, questa è una falsità, lo dico a bocca piena. Falsità raccontata dal portavoce dell'esercito israeliano per attaccare mediaticamente la resistenza palestinese. Vabbè, basta così che è poco, non c'è altro da aggiungere davanti a queste parole che definire vergognoso e fargli un complimento. Il segretario di Alternativa Popolare Bandecchi, Stefano Bandecchi, dice a sinistra c'è una grande disperazione di idee, si uniscono agli islamici per fini elettorali. Come non essere d'accordo con lui? D'altronde questa è la trama di sottomissione di Michel Houellebecq. La letteratura molto spesso anticipa quello che sarà la realtà. Andiamo a vedere Repubblica, passiamo a parlare delle carceri. Andiamo a vedere il problema dei suicidi in carcere. Eccolo qua, c'è una lite tra Nordio e il Garante, falso allarme, suicidi in calo, l'autorità per i detenuti denuncia le 146 morti dall'inizio dell'anno nei penitenziari, il ministro interviene per ridimensionare l'emergenza, le opposizioni, orrendo cinismo. Sono 146 morti negli istituti penitenziari, secondo il garante appunto nazionale dei detenuti, sono 146 morti negli istituti penitenziari da inizio del 25. Nel dettaglio 46 suicidi, 30 decessi per cause da accertare, 69 cause naturali, 1 di natura accidentale. Ma ecco che il Ministero di Nordio insorge di fronte a quel totale, invia una nota in cui sbianchetta i 30 morti per motivi non identificati e corregge. Il dato dei 48 suicidi, peraltro 2 in più rispetto a quanto dice il garante, è sconfortante, ma è sotto la media dell'ultimo triennio. È al di sotto di quella ereditata nel 22, che aveva visto 84 suicidi in un anno. Questione di maglia nera, di primati, macabra contabilità, vergogna italiana, si indigna il centro-sinistra insieme con Onlus e garanti regionali, che raccontano a Repubblica ancora una volta di situazioni disumane e denunciano anche casi di persone detenute illegalmente a dispetto delle decisioni della sorveglianza per mancanza di braccialetti elettronici. La realtà continua a offrire un panorama grave, il governo resta in sostanza fermo, il report del garante ricorda la situazione preoccupante. 294 suicidi totali in 4 anni rappresentano una media annuale di 73 casi e mezzo. La variazione tra il minimo del 21, 59 casi, e il picco del 22, 84, indica un incremento seguito poi da lieve riduzione, il che impone per il garante che l'urgenza di adoperarsi per rendere l'esecuzione della pena non solo efficiente ed efficace, ma compatibile col volto costituzionale. In caso contrario, senza riduzione cospicua del numero dei detenuti e senza seri investimenti, la situazione già insostenibile potrà solo peggiorare. Toni che non piacciono in via Arenula e dal Ministero della Giustizia correggono: non c'è nessun allarme, siamo sotto la media ereditata dal precedente governo. Quanto basta ad accendere le opposizioni. Andiamo ancora avanti e naturalmente vogliamo vedere le spiagge, tutta questa polemica sulle spiagge. Andiamo sulla Verità, c'è Fabio Rubini che ne scrive. Scusate un attimo, scusate, Fabio Dragoni, perdonate, Fabio Rubini è su Libero. Andiamo a pagina 15. Eccolo qui.
Fabio Dragoni, la favola sulla verità, la favola delle spiagge deserte serve a farci digerire la Bolkenstein. Dai media alla politica c'è una campagna in corso che racconta un paese senza un euro in tasca, taglieggiato dagli odiati balneari, anche se i dati della stagione della stessa rossa Emilia-Romagna dicono il contrario. Sentite un po' voi cosa sta succedendo. Vediamo un po'. La narrazione apocalittica a senso unico crolla miseramente andando a vedere come stanno andando veramente le notizie, le cose sulle nostre coste. Ascoltando ad esempio cosa dice la rossa Emilia Romagna, che di sicuro non ha interesse a difendere l'esecutivo di centrodestra, il quale sbandiera numeri che la stampa non riprende, ad esempio i 152 milioni di visitatori nei luoghi della cultura, per un valore economico di 223 miliardi. In Romagna si prevedono presenze e arrivi turistici con numeri allo stesso livello dello scorso anno, afferma l'assessore regionale al turismo Roberta Frisoni. I segnali risultano positivi lungo tutta la costa. La nostra riviera si conferma che anche nel mese d'agosto tra le destinazioni più competitive e ricercate dagli italiani e gli stranieri. Parole che fanno a pugni con le paginate dei principali quotidiani che, guarda caso, dall'oggi al domani e perfettamente all'unisono, da giorni descrivono le spiagge come deserti africani. E a volte le coincidenze, la stessa campagna di comunicazione in corso anche sui media spagnoli, ABC e del Mundo in prima linea, in un paese con un governo di colore diverso ma con un contesto simile e poco gradito a Bruxelles, quando si parla di sdraio e ombrelloni. A pensare a un'unica regia europea si fa peccato. Ma non è finita, abbiamo un trend in discesa nella presenza delle nostre spiagge, ma non certo come viene raccontato dai media, sottolinea Fabrizio Licordari, presidente di Asso Balneari. I dati del Viminale intanto parlano per il mese d'agosto di una forte crescita di turisti nelle strutture ricettive del bel paese. E lo confermano i numeri contenuti nella banca dati alloggiati web che l'ANSA pubblica in anteprima. A giugno gli arrivi sono stati 21.680.741 contro i 19.660.297 del 24, più 10,42%. Al mio paese, e credo pure al vostro, 21 milioni e 7 di arrivi contro 19,6, insomma, mi pare che siano molti di più. A luglio sono stati 23.997.082 a fronte dei 22.951.500 dell'anno scorso, più 4,5%. Nei soli primi 11 giorni di questo mese, dunque senza conteggiare il prossimo weekend di Ferragosto, si sono toccati i 7.944.282 turisti registrati, in crescita del 13,1% rispetto ai 7.021.408 dell'analogo periodo del 2024. Il settore del turismo sembrerebbe quindi tenere botta nel complesso. Ma all'opposizione la realtà non sembra interessare. Il governo dovrebbe approvare il salario minimo, ripete come un disco rotto Elly Schlein. Questo tanto per non farci mancare niente in questo paese. Che ora è le 9:25, chiudiamo con due notizie. Una arriva dalla Verità, perché purtroppo anzi da Libero, sono due notizie che arrivano da Libero. Uno ci dimostra, come sempre, che in questo paese c'è gente pienamente degna delle leggi razziali del 1938, con la differenza che però non sono neofascisti, ma generalmente sono sedicenti pacifisti. Un'altra pagina nera sul Libero, dopo l'attacco in autogrill, le aggressioni continuano, coppia di ebrei inseguita a Venezia, un ortodosso e la moglie incinta di 5 mesi insultati nei pressi del ponte di Rialto dopo una cena in un ristorante kasher. Gli investigatori attaccati per l'abito tradizionale. Fate schifo. Chiunque voi siate ad aver fatto questa cosa, fate schifo. A fare le spese del nuovo episodio di intolleranza una coppia di turisti di origine ebraica che aveva raggiunto il capoluogo veneto per qualche giorno di vacanza. Meta una serata nei pressi del ponte di Rialto, dopo aver mangiato nel locale Gangam Kosher Restaurant, punto di ritrovo della comunità ebraica veneziana, e gestito dal rabbino ortodosso Sion Yehiel Banin Rahamim. E ortodosso era, nella notte tra sabato e domenica, la persona in compagnia della moglie incinta di 5 mesi, vittima di quella che al momento, all'esito delle prime indagini affidate alla Polizia di Stato, si configura come una nuova aggressione antisemita dopo quella ai danni del francese Lee Sultan,
che a fine luglio era in compagnia del figlio di 6 anni. È successo che nella tarda serata di sabato l'uomo che indossava il tradizionale abito dei Lubavitch, il gruppo ortodosso che porta barba lunga, cappello, giacca, pantaloni scuri, sia stato improvvisamente preso di mira insieme alla donna da un gruppo di 3 persone. Senza alcun motivo apparente, così ha riferito il gestore del ristorante, il turista è stato raggiunto da insulti, ebreo di merda, sputi e dal lancio di una bibita, con in più il tentativo di aizzare contro di lui il cane che il gruppo teneva fino a quel momento al guinzaglio. Facevano così pure i nazi nei loro maledetti campi di concentramento. Fortunatamente l'animale è riuscito ad azzannare solo il telefono che l'uomo teneva in tasca. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Venezia, i 2 americani di origine ebraica sarebbero stati raggiunti da insulti antisemiti, minacce di morte e espressioni cariche di odio. Un'aggressione che per gli investigatori è senza dubbio riconducibile all'odio razziale anti-ebraico, visto che l'uomo indossando il tipico abito ortodosso era facilmente riconoscibile. Questo al momento è un punto fermo, insieme alla sorpresa per quanto accaduto. All'inizio l'uomo che non comprende l'italiano non si è reso conto di quanto stava accadendo. La compagna è rimasta da subito molto turbata, anche in virtù del suo stato interessante. Chiudiamo con una notizia, sempre sul Libero, firmata da Francesco Storace. Don Biancalani lascia la parrocchia dei migranti. Il vescovo di Pistoia rimuove il sacerdote dell'accoglienza, dovrà abbandonare Vicofaro, ma lui non vuole mollare. Cosa è successo? È successo che si registra il piagnisteo di chi stava vicino al sacerdote, ma è impossibile dimenticare persino i bagni in piscina coi migranti e i comizi in chiesa contro i politici di destra. Da lui pare si fossero infilati come bisognosi di assistenza anche clandestini considerati non proprio a posto dal punto di vista penale. Comunque c'è chi si schiera pubblicamente col sacerdote, come Fiorella Zabatta, portavoce dei Verdi di Alleanza Verdi e Sinistra, a conferma dei legami con una certa politica. L'esponente afferma di difendere un'idea di chiesa e società in cui l'accoglienza non sia reato o colpa da punire, ma un dovere morale, ignorando magari quante cose sono state commesse in quella parrocchia, o forse proprio per quelle. E per anni ci sono state forti critiche anche da parte dell'opinione pubblica. Comuni cittadini hanno contestato più volte persino le condizioni igienico-sanitarie del centro e la gestione degli spazi, finché nel 24 la diocesi ha deciso di ristrutturare il complesso parrocchiale di Vicofaro, dichiarato non più idoneo, e di ridurre gradualmente le attività di accoglienza. In questo contesto Don Biancalani è stato sollevato dalla responsabilità della parrocchia per favorire un nuovo corso pastorale e garantire un uso diverso degli spazi. Il sacerdote comunque continuerà a occuparsi di migranti in strutture più piccole e magari saranno meno facili azioni eclatanti come quelle a cui ci avevano abituati. Nessuno ha pensato di negargli le sue funzioni sacerdotali, ma non avrà più la responsabilità di guidare una parrocchia. Certamente continuerà a tentare di fare ancora clamore, ma ha capito, si spera, che per la Chiesa il servizio pastorale si compie in maniera diversa da come lui lo ha concepito finora. La rassegna stampa finisce qua, noi mandiamo la sigla e ci sentiamo ABC, The Look of Love 1982 e poi torniamo con Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. A tra poco. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure.